Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Venite fedeli. Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nel quarto giorno, fra l'ottava di Natale, celebriamo l'Eucaristia nella festa liturgica dei Santi Martiri Innocenti. Per loro intercessione invochiamo ancora una volta la misericordia di Dio sulla nostra vita per poter celebrare degnamente i santi misteri. Signore, Re della pace, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe, Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, et
terra pax hominibus bone voluntatis. Preghiamo. O Dio, che oggi nei santi martiri innocenti sei stato glorificato non a parole, ma con il martirio, concedi anche a noi di esprimere nella vita la fede che professiamo con le labbra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù e il Figlio suo ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. A te grida, Signore, il dolore innocente. Se il Signore non fosse stato per noi, quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti i vivi, quando divampò contro di noi la loro collera. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, ti acclama la candida schiera dei martiri. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino
per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. Concedici di esprimere nella vita la fede che professiamo con le labbra. Così abbiamo pregato nella preghiera di colletta prima dell'ascolto della parola di Dio di questa giornata. Esprimere nella vita la fede che professiamo con le labbra. Ancora una volta, allora, la domanda che possiamo porci è la seguente: come posso verificare nella mia vita se veramente celebro il Natale del Signore e non semplicemente festeggio il Natale del Signore? Festeggio il Natale del Signore significa ricordo un evento avvenuto 2000 anni fa, più di 2000 anni fa, ma che non riguarda nulla nella mia vita. È una cosa del passato. Celebrare il Natale significa invece quel ricordo del passato, sento che è una vicenda che coinvolge anche la mia vita. Celebro perché il Natale è anche per me, non solamente per il Signore Gesù. Questa è la mia fede, la fede che professiamo in Gesù, nato, morto e risorto per la nostra salvezza. In che modo posso esprimere nella mia vita la fede che proclamo con le mie labbra? Come posso verificare se veramente sto esprimendo nella vita la mia fede? Ce lo dice San Giovanni Apostolo nella prima lettura di oggi, ancora una volta. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. Il Signore è la luce, il Signore è la verità di Dio e dell'uomo. Camminare nella luce significa scegliere la sua verità come verità della propria vita, scegliere Lui come faro della propria esistenza, scegliere la sua parola come parola che mi insegna a vivere la mia vita. Al contrario, dice San Giovanni, scelgo le tenebre. Non scelgo la verità di Cristo, nato, morto e risorto per la mia salvezza. Scelgo le tenebre.
E come faccio a verificare se veramente la mia vita cammina nella luce, e cioè cammina nella volontà del Padre manifestata in Gesù, cammina secondo la sua parola? Siamo in comunione gli uni con gli altri. La parola di Dio accolta e vissuta nella mia vita non può non condurmi a vivere una vita di comunione con i miei fratelli che mi stanno accanto. Ama il prossimo tuo come te stesso, dirà Gesù. Questa è la cartina di tornasole, è la prova del 9 della nostra vera fede nel Signore Gesù. La comunione gli uni con gli altri. Se non sono in comunione con i miei fratelli, non sono neppure in comunione con il Signore, nel quale dico di credere. Posso dire anche 1000 preghiere, 1000 rosari, fare 1000 messe, fare 10.000 comunioni, fare 24 ore di adorazione al giorno, ma se non sono in comunione con gli altri, significa che non sono in comunione con Dio. Penso di camminare nella luce e invece cammino nelle tenebre. Erode quale scelta ha fatto? Ha fatto la scelta di non voler camminare nella luce. In quel bambino di Betlemme non ha voluto vedere la luce che è venuta per portare verità alla vita dell'uomo, per portare salvezza alla vita dell'uomo, ma ha voluto vedere invece la presenza di un avversario, di uno che potesse portargli via il potere. Un avversario, un nemico, non un alleato dell'uomo, ma un nemico. E allora il nemico lo devo far fuori. Tenete presente che Erode uccise anche suo figlio per paura che suo figlio gli usurpasse il potere. Era un sanguinario. Non ci pensava 2 volte a tagliare la testa di tutti coloro che considerava avversari. E la sua furia cieca lo porta a compiere questa strage dei martiri innocenti. Preghiamo per tutte quelle persone che ancora oggi nella Chiesa e nel mondo, per la loro fede in Cristo, per la luce che portano con la loro fede in Cristo, vengono odiati, perseguitati, uccisi. La buona notizia è, quella che il Signore ci dona oggi, che la sua parola non avrà mai fine. Possono tagliare le teste, possono uccidere, possono fare tutto quello che vogliono, la parola del Signore continuerà ad essere proclamata per l'uomo e per il mondo intero, sempre e comunque. La parola di Dio non avrà mai fine, perché Dio è venuto per salvare tutti gli uomini di ogni luogo, di ogni tempo, di ogni storia. Così sia.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto anche questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni mio peccato. Fratelli e sorelle, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, accogli i doni dei tuoi servi fedeli e purifica coloro che celebrano con devozione i tuoi misteri, fonte di salvezza anche per quelli che ancora non ti conoscono, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa veramente buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, esultanti, proclamiamo la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo, proclamiamo la tua risurrezione
nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Pietro, Lorenzo, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i santi innocenti, martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito e ci ha resi i suoi figli, capaci cioè di testimoniare la nostra fede e il nostro amore per Lui che è Padre buono e misericordioso. Con Gesù preghiamo assieme e diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato ma alla fede della Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi, anche oggi invitati alla mensa dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te.
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Astro del cielo, mare condividi, mille agnello regno, tu dei mati non ti sogna, tu che Preghiamo. O Padre, concedi con abbondanza la tua salvezza ai fedeli nutriti dei tuoi santi misteri nella festa dei martiri innocenti, che, ancora incapaci di confessare il nome del tuo Figlio, per la sua nascita furono coronati di grazia celeste. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi, su tutti voi qui presenti e su quanti hanno seguito l'Eucarestia attraverso i canali di TV7 Triveneta, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Buona giornata a tutti. Prego. Tu scendi dalle stelle. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo, e vieni in una grotta
salendo al cielo, o bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare, o Dio beato, ai quanto ti costò l'avermi amato, ai quanto ti
It is